Che se chi che lavora al caldino in ufficio e chi ogni giorno lavora su un posto dove che pa farsi a passare e battute diventa per forza de freddure. Benvenuti nel regno dei bassoncini de pesse, bisi, pisse che te salva i stomaghi e delle volte anche il matrimonio de casa. I guerrieri del freddo, quei che sa distinguere un cubetto di spinassi da un diamante solo perché cascando per terra, i due rumori sono differenti. Mettivi una giacca pesante che adesso vi portiamo al freddo. Dai aria. Brrr. Vai qua sigla. Sempre bene. E ritorniamo dentro. Benvenuti qua stasera che mo Manuel da dove siete Manuel? Da Camalò, centro del mondo. Camalò, centro del mondo, provincia di Treviso, Provincia di Camalò. Provincia di Camalò, ovviamente. Esatto. E Marella. Marella ha un nome particolare, Marella. Assolutamente sì. Eh sì. E te da dove hai vinto? Da Riese, il paese del Papa. Riese Pio X. Esattamente. Esatto, come Malcolm X, Riese Pio X. Proprio così. Esatto. Si sopravvissuì all'era del freddo anche un po'. Esatto. Quindi perché? Perché gli altri dove sei che lavori? Dove esattamente? Allora, noi altri lavoriamo per un'azienda meravigliosa, per un negozio che si chiama Fresco e Vario. Un negozio, uno solo, Uno che è il nostro, ma siamo in tutto 5. che se 5 filiali quindi. Assolutamente sì. E sei a Treviso e provincia di Venezia. Sì, Perché una guardare il sola sito un Venezia, attimo. Sandonà, Venezia, tutte che altre in provincia di Treviso, Oderzo, Olmi, Conegliano, Castelfranco Veneto. Quindi più Treviso che Venezia. Praticamente 5, 4 e Esatto. contro 1 di Venezia. Eh sì, insomma dai. De cosa sei che tratta la ditta? Surgeati, penso a sto punto. sì, Stiamo parlando di freddo. vendita al dettaglio dei prodotti surgelati per i clienti ormai, partita IVA, sono tutto quanto. Tutti insomma. quanti, catering, e tutti quelli che vuoi Tutti comprare i roba Bolvegna, surgelata. Eseverto e Bolvegna. Tutti puoi venire a comprare. A ditta come si che si chiama? Fresco e Vario, te che dito, giusto? Allora, la ditta, proprio la ditta madre, si chiama Iceberg, Beh, che ovvio. è nata a Piamonte Oderzo e è nata per la ristorazione. Inizialmente. Eh sì, all'inizio era solo ristoranti. E dopo si è aperto Esatto, e anche al dopo pubblico. che ha visto bene che la gente era stufa di spendere al ristorante, vuoi mangiare bene anche a casa, e ho riaperto i negozi. Ok, gli altri che avresti mai pensato di andare a finire a lavorare su un posto del genere? Come ieri piccoli cosa volevi fare? Non volevi fare il commesso in un posto del genere? Io ho fatto il cuoco fino al 2009, E il cuoco? quindi è un'altra roba. E dopo, tramite un ex collega, sono entrato su questa ditta. Quanti qua. anni sei che te si là? 17 fatti a dicembre scorso, quindi insomma. E noce un di po' carta, come si chiama? Le noce di alluminio. più o meno. Di stagnone. di carta da Carta forno. veina. Carta Carta forno. forno. Bravi. E invece Timarella, quanti anni sei? Allora, Mise esattamente 19 anni che lavoro siamo per anni, questa insomma, dai. azienda qua. Sì, Anche ormai sì, ormai siamo come marito e moglie. Siamo rodai. Sì, Siamo rodai. fratello e sorella, fratello e Sì, che sorella. finire il rodaio anche, mi sa. Sì, da un tocco. Cavalli fermi e tutto. Fasio orario continuato o fasio orario come commessi? Come cos'è il vostro orario? Allora, il nostro orario si è strutturato in maniera un po' diversa uno dall'altro. Turni nel quindi senso diversi. che tutti i giorni, del lunedì al venerdì, il negozio si è aperto dalle 9 alle 13 e dopo facciamo dai 15.30 ai 19.30. Un stacco così, il grando, pausa Sì, pranzo lunga proprio? Sì, del lunedì al venerdì sì, perché abbiamo molto mestieri a fare in pausa pranzo. E invece dopo il sabato che abbiamo orario continuato, però se turniamo, quindi che se di sabati che a me va del lusso perché finimo prestini. Quando che deve a casa a mangiare, deve fare anche un pisuetto volendo?
Un piso Boendo, se si può. un pisoetto, dopo se seccata del meglio a far meglio. A meglio del piso. Ora la imposta, te farà fare commissione. Sì, andare a Farà fare tante pagare la belle robe. boetta e solite robe, sì. Esatto. Che robe ha. Fasio, tutte le robe nel negozio, tipo anche a cassa, mettere su i prodotti, anche a consegne. Consegne no, consegne che abbiamo fatte nel periodo del Covid, Ah, beh, perché periodo. non avevano alternative. Sì. Però diciamo che tutti all'interno del negozio fa tutto. Mi ad esempio sono responsabile del punto vendita, però non so che perché sono responsabile del punto vendita. Te sgamo i So- lavori pesanti. So dentro in ufficio e ciao, arrivederci, buonanotte. Te parli di altri dal vero. Esatto, Magari. comando. Ehi, No, famo tutto tutti. tu ti impara a fare tutto quello che hai bisogno praticamente. Assolutamente. Quindi anche nettare per terra, Sì. tutte poesie, che robe. Ecco via dita che vieni a fare le poesie. No, se ne andiamo tutto noi altri, Tutto voi perché siamo in 3-4 per negozio, 5 quei più grandi e ognuno insomma se gestisce il negozio per conto suo. Quindi non sei che c'ha sei da far tutto. propriamente sia anche responsabile del punto vendita, quindi non sei solo commessi, sei anche Sì, di tante tutto. figure messe insieme. Sì, nel senso che sei a parte amministrativa, che sei a parte di organizzazione del lavoro, che sei a parte organizzazione orari, che sei un sacco di robe, cioè il lavoro è molto appunto vario, oltre che fresco. Oh, che fresco. E Gavi anche la vostra pausa caffè, ovviamente, oltre che voi a pranzo. Sì, a mattina Macchinetta sempre o con moca. Moca, stile retro. Bello con la moca, è più mezza bello. mattina, più buono. sì, anche a pomeriggio, 10 minuti se palciarsi, insomma, dopo se non lavoro del negozio, chi lavora sui negozi sa benissimo, i momenti a giornata dove che non c'è un minuto di respiro e momenti un po' più tranquilli dove fare anche a ciacque. Gli altri che insomma. vi Acea, quindi per mettere i prodotti e tirare fuori da Acea. Acea, sei Acea o sei grande? Acea se grande, Era una stiama non grande. Acea, Acea chiama grande. Acea solo il soprannome. E se, Esatto. e a che temperatura sei che Gavi? Allora arriviamo a meno 20, 19, meno 20, a volte anche a qualcosa surgeato, dipende. quindi. Sì, sì. Sul geato. Perché il geato va a meno 26, mio amico lavorava a San Montana, era meno 26 e dopo a meno 22 attaccava le turbine e te bisogna andarsi fuori perché sennò te la balta. Capi? E vento che butta fuori a Sì, freddo. sì, dei motori dentro Esatto. la cella che te puoi fermarli che te va dentro a sistemare Sì, la esatto. roba e dopo però quando arriva a una certa temperatura lui parte lo stesso che ti sia dentro o fuori. Sei allarmanca, cioè. Sì, tutto monitorato sul computer, anche a tutti i frighi del negozio. Poi comunque I frighi che avevo a possetto o che avevo qui a muro? Tipo scaffale. tutti e due i tipi. Tutti e due i tipi. Sì, tu aperti sopra con delle tendine che saremo solo di notte. Sì. E- Ah, che sei tendine pa Sì, luce. no, tendine per mantenere il freddo dentro. Ah, ok. De sera e del giorno invece versiamo se la gente può prendersi. A parte l'ultimo negozio aperto che ha tolto i frighi con i vetri, quindi ti te versi per prendere la roba e dopo te richiudi. Ti richiudi. Però in principio il frigo è sempre stesso. Sì, sì. Quello è mantiene il freddo meglio. dentro. Eh. Cioè quello col vetro mantiene, Tiene meglio. cioè, consuma un po' meno. Perché abbiamo un po' meno E rende di dispersione del freddo. Però anche qui che uno anti progettai apposta, insomma. Da Acea, mi so, avendo lavorato a San Montana, so che i sbalzi da dentro a fuori a specie di stai siete 50 gradi anche. Sì. Da meno 20 di dentro a 30 gradi che se fuori. Come sai che affrontai sta roba gli altri? Perché mica altri- avevo una tecnica. A parte che te vestivi come un baro per andare dentro e bisogna sempre avere tutti i dispositivi di sicurezza, scarpe, guanti, tutta termica, tutto quanto. Come sai che te affronti? Mica avevo il mio modo. Dopo avevo il vostro Il da nostro affrontarmi. magazzino intanto c'è nel piano sottoterra, quindi è, Ok. è un po' più fresco rispetto a sopra. Però niente, te passa a diverse temperature e bisogna te veste prima E te dentro la svesti cella fuori. e te va dentro, dopo che te va dentro te sta bene perché ti sei vestito tanto, Sì. però insomma te sta bene al freddo se ti sei vestito bene. Sì, ovvio. Dopo Si te sopra muovi, sugli te occhi di lavora. solito. Esatto, sì. Perché gli occhi fuori. Poi veramente dare su a luna delle volte. Capi i tempi per stare dentro, che sono un tot massimo, se non mi sbaglio, le regole a de legge. Sì, allora diciamo che
appunto perché se bassa temperatura non si può assolutamente stare dentro tanto. Danno altri se fa magari l'oretta, dopo se viene fuori, dopo Te se de ritorna compressione. dentro. Sì, perché appunto non si piace per quanto uno che sia vestito, insomma, non è un ambiente No, se è pericoloso sta che piacevolissimo. dentro tanto. Anche quello, prima di tutto quello. E dopo perché insomma va ben fatto a step in modo che anche il corpo stesso insomma non vi rimetta più di tanto. E il ceista dove lavoravo mi e si c'aveva un litro di graspa ogni mattina e dormiva anche in cea e gli era abituato e gli era praticamente gli era il sorregno che Elsa, sì, niente in confronto. Ecco, Cioè, e ora metteremo in atto anche no cioè, altri. no, beh, non ti conviene, guarda, se vuoi morire di cirosi che sarà capitata io, guarda, è una roba grande. E il punto vendita che avevo è a tesserina, come che a tutti i supermercati, che robe, appunti, accumula, sconti Allora, esiste? no, altri penso che siamo l'unica catena al mondo. al che- mondo. Dove al la- mondo. vige l'uguaglianza. Esatto. Tutti altri- in trattati uguali. Sì, noi abbiamo tessere, i sconti e offerte se per tutti, quindi non che se mi go tessera, ti non te che tessera, prestami a tua, dammi a tua. I Niente, sconti e offerte se per tutti. uguale. Comunismo proprio? Sì, sì, No, sì. scherzo. No, Ma nel anche senso se che viene- tutti vieni trattati La prima volta ti compra quello che ti serve e se ne dai promozioni di sconti è per tutti. esatto, mi pare anche giusto. Se paga con i buoni pasto, è una domanda idiota, ma che si sente che prova sempre e magari dice, beh, fa fare la spesa con i buoni pasto, si accetta, mi guida. Gli altri accettano i buoni pasto anche. Allora, al momento no, non accettiamo ancora i buoni pasto, Potrebbe arrivare. però sì, credo che sia una cosa che è in programma, insomma, perché ormai i buoni Dice pasto... tanto diffusi. Sì, adesso che se ovunque il buono pasto. Sì, c'è un welfare aziendale, come si suol dire, che molte aziende dà, fa benefit aziendale e tanta gente invece di mangiare in ditta usa i buoni pasto perché diventa quasi soldi. Assolutamente, E assolutamente. Dopo, vabbè, i sistemi ISE 1000 e dite che fa i buoni pasto e tante, quei buone e quei anche a manco, insomma, vabbè, insomma, conosciamo il problema. Capito anche sfuso vi altri fra i prodotti o in solo roba in scatola o sacchetti? No, da noi tutto quanto confezionato, soprattutto per il discorso di igiene, Sì. che ne era dei negozi che vendeva sfuso, che fa era. passare, ma sì, adesso è sempre meno, anche perché norme igieniche molto restrittive. Sì, E niente che una andava volta che dentro è chiuso, le... a ravanare quei man dentro e cozze e te lo moecche. vede al supermercato sulla frutta e verdura, immagina che lei sta roba portata sul mondo Mamma, associato. sì, Quindi mi non comprerei neanche una roba sfusa così. no. Che appunto Cioè, la a me mi gente dà il senso de... so paella, gli faccio tutto il pesce E gli gli sarà il riso. e quindi c'ho un chilo di pesce invece che un chilo di paella, per esempio. Sì, infatti, è il furbetto che c'è sempre. Quello che non che piace i bisi, che andare a cavare i bisi da paella. Esatto. Te voglio. Fasi l'inventario il 31 dicembre. Te sai perché te lo domando? Allora, no, Marella. no, femo il 31 di Fasi dicembre, prima? noi altri siamo una categoria fortunatissima. No, o facciamo dopo. Ah, dopo? Dopo. Di solito si fa sempre verso metà gennaio all'incirca. Ok. Passare feste, andiamo un po' su coi volumi, così è anche più semplice da fare. Sì, anche perché penso che il 31 alle 7 di sera che sarà ancora qualche duni che viene a rompere le toe perché se cade smetterà qualcosa. Ma Rompere le toe per modo di dire. Guarda, se ti inverto anche a fine diese, sta sicuro che Che quello rio. che serve è scatole ghiaccioi che c'è sempre. Al 31 dicembre soprattutto. Esatto. Beh, queste prime domande a caso che avevo fatto all'inizio, così non per capire di cosa che si tratta, vi faccio l'ultima che se 4 rumoretti che mi ho immaginato dentro ai negozi di un certo genere. Uno se è il bip, che avevo il bip dei frighi verdi, gli altri. Che sia un bip se uno ha il frigo verdo. No, No. è tutto verto. Se è tutto verdo, Sì, no. quindi non che sia bip. No. Beh, caviamo via il primo. E secondo se è il rumore dei sacchetti e delle scatole. Ti riconosci a volte anche il prodotto da distante. Se uno ti pare in mano un sacchetto di bisi o un sacchetto di un'altra roba, delle volte te, a forza e dai, te cominci a entrare in reccia. Sì, diciamo che ormai c'è talmente di rumori familiari. Che veramente, cioè ormai noi altri non che facciamo neanche più No, caso. infatti. Un altro dei rumori che si sui negozi è il bip delle casse. Pip, pip, con la Quello classico. quello a lungo andare Ti sbarea. te sogni a gano. notte, arrivo là, lo so. Amiche cassiere che mi raccontava che
te vai a casa e te che in testa sto boop, boop. Sono Es- ancora quando arrivo a casa. Esatto, e te suona sempre in testa. Sì, ho lavato i denti prima di andare in letto. Boop. Sì, Sta se vero roba- te lo senti. sì. E un'altra se brutte parole che te che dentro, che quelle hanno e si sente fuori, ma delle volte succede. Che robe che succede dentro le botteghe e se tante. E infatti, le prossime robe di cui parleremo, se proprio le robe che succede dentro i clienti. Perché la parte più bella di lavorare con il pubblico, se Il pubblico. vedere è il pubblico stesso, vedere che tipo di persone che entrano nei punti vendita. Cosa è il cliente tipo di un negozio di surgelati? E cliente tipo se una persona di mezza età solitamente più donne che maschi. Aspetta, perché mezza età se sa l'età media adesso è. Allora, Siamo a mezza età a 40 anni. dai, facciamo mezza età intorno dai 50 ai 55, ecco, su 100 dai, nel mezzo di stiamo- 50. Esatto, cosa 50 dai. Ecco, Che stiamo sembra. sui 50 anni, principalmente donne. Ma anche tanti uomini. Sì, anche qualche maschio. Maschio E- maschio o maschio con poco maschio? Allora, maschio, se Tutti altre i robe. tipi di Insomma, maschio. maschio. Maschio perché sotto così covevo. Esatto, perché si differenzia dalla donna. Esatto, insomma. solo per quello. Niente, questa è la fascia d'età e dopo con delle spese easy, cioè nel senso robe pronte, veloci, via andare, poco tempo a fare da mangiare, e così. Quindi quello se il cliente tipo è quello che ha pressa e che vuoi tosse la roba che serve e va via. Esattamente. Dopo che c'è anche quello che si ferma a fare 4 ciacque o si sparì da circolazione che la gente ha. Ah, guarda. Purtroppo qua, no, non si sparì. qua possiamo versare il capitolo Ma per infinito. esempio lo sto capito perché è un bel libro fatto da gente che domanda i cassi tui oppure te conta i cassi sui. Certo, infatti Tipico. noi ogni tanto diciamo il confessionale o il sfogatoio perché O i psicologi del lavoro. Non sarebbe mia mai fare un libretto sulle robe che te conta la gente in bottega. È già stato fatto. È già stato fatto? Sì, sì, sì. Farà devi altri? Sì, Ah, ovvio. ecco. Sì, sì, beh. sì, tutte robe interne perché Sì. robe che non si può neanche Ovvio, dire. sì, beh, chiaro. Beh, una delle più belle frasi è il cliente ha sempre ragione. Sei un detto inventato da un cliente, probabilmente. Ovviamente. Beh, sì, sicuramente. Era uno dei robe che ho individuato nella mia testa di chi che va a comprare i surgelati è il cliente scavatore. Quello che va andare torse a scatole e che sei in fondo sul possetto o in fondo sull'armadio perché sei convinto che Se sei più freddo o sei più buono. buono. Oppure a scadenza sei Sì, differente. sei più fresca, Oppure scherzi. e io andare a settore quelli di standard e vedi là che Che ravani. è ravana dentro si butta dentro. mezzo col de mezzo testa. corpo dentro con la testa Sì, dentro il sì, frigo, sì. capito? È un tipico personaggio Sì, da sì. Sì, che poi sì. che sia anche nei supermercati ti vedi Sì, spesso questi esatto, personaggi. stessa Ma roba. ovunque, qui si abitua a farlo ovunque. Sì, ma fa- quindi... Ma tanti dopo c'ho la roba sotto senza neanche a guardarsela è meglio peso. No, no. Cioè la c'ho Pa- solo partito- perché è sotto. Pa ed è partito meglio. preso. È là Ed ora è meglio. buona. È buona. Sì, E quindi bisogna mettere sotto roba da vendere prima. dopo che se penso che sia uno dei clienti che mi individuo più spesso quando vado al supermercato. Mi sono uno che ama andare a fare la spesa. So uno dei uomini femmina. Ed è quelli che piace fare che roba è proprio. Che beve il ok. Decca, Coca Ah. Zero. No, Tipo che punto quello. è? No, Ah, no, quello è proprio veramente un punto basso. Ah, ok. No, a me mi piace guardare anche a quello che compra gli altri, qui guardo i carei di altri, eccetera. Ti individui il cliente salutista, quello che dentro il careo ha minestroni, non ha patate fritte, Certo. ma e non ha Gli hamburger de ceci, brava, de spinaci. tipo me. Ecco, tipo te. Esatto. Uno di quelli che non compra il presetto sul GA e vuoi fresco e il trito, il battuto di cipolla non lo compra sul GA. Se Certo. lo fa. Ecco, se Certo. un Ma se è tipico- vero? Se è così che se un Ti po' vedi? se capisse come che uno mangia, come che uno vive, guardando il carrello da spesa, questo Esatto. è vero. Che ne gente che domanda se abbiamo pasta al pomodoro pronta, giusto per farti capire. Adesso mi sarà un po' di parte perché ho fatto per più di 10 anni il cuoco, però mi sembra che Si è esagerato un la po'. pasta al pomodoro, insomma. Abbiamo tante robe pronte, abbiamo tante robe anche da preparare, però. Però che vuoi una roba più particolare, se devi comprare una roba pronta, cioè. Infatti, insomma. Che sia un prodotto de punta che ti dici questo qua non andrà mai so de moda, mai so de mercato. E beh, a parte i bisi in busta che qui penso che No, ormai altri è il biso.
Il nostro però la biso tira scommessa sempre. È il bie. la scommessa pega. 40 e passa anni fa con i piselli diceva. Eh, Comunque no, noi siamo specializzati sul pesce, pesce. tutto il pesce anche al naturale da fare come detto voi, quindi andiamo forte con quella. Però più che altro ultimamente, negli ultimi anni ho visto che le confezioni, tutto quello che è sempre più piccolo come confezione. In Sempre più generale, mono porzione sempre quasi. più confezioni più piccole in generale, mono. dalle verdure ai primi, qualsiasi roba. Questo ho Perché visto una tendenza. Anche le famiglie meno numerose una volta e porzione da 12 kg roba non ce la compra più Esatto. nessuno. Esatto. Compra poco e magari di più di tutti i tipi. E ho il piuttosto- torceo, non me sta a casa. Esatto. E E dopo magari viene una volta a settimana tanta gente, o magari una volta al mese. E la roba sei qui che fai scorte che sei qui che invece Sì. compra spesso. Sì, sì, che sia tutte e due Due categorie. tipologie di clienti anche qui. Gavio il carei o Gavio il careto con piccolo dentro in punto vendita? Avevamo un mix, avevamo sia i carrelli quei grandi, Quello col gettone solito. esatto, solo che noi altri noi abbiamo col gettone perché abbiamo all'interno del Ah, punto ok, quindi vendita. uno può andare via con quella. No, No, può andare via col nostro perché non sì, me ne sì, è se si gettone. porta fuori non mi Ah, si guarda potrebbe dentro. È fregare. meglio, non Non se ne perde frega. neanche l'euro. Cioè, Dopo che avevamo sia i cestini, quei piccoetti, Sì. che ti metti dentro 4-5 robe, e dopo che avevamo i cestinetti, quei con le ruote, col manico che ti tiri, che ora quello che a mezza via, A traino. che non se, esatto, che non se né tanto né poco, che se piccolo chi rabalta, che quello che ti dentro. Una roba che mi fa. Mi frequentavo anche a me uno di questi centri di distribuzione surgelati in Romea una volta ieri. Adesso non so se che sia più uno che va o più. No, perché non mi piacciono i prodotti surgelati, ma perché li compro direttamente devo che vado a comprare a fare la spesa di Sì, solito. sì, sì. Che se è un classico, di solito mi porto via la borsa frigo e compro là. Però là notavo che c'era i frighi con scritto chiudere lo sportello in varie lingue. Gli altri adesso mi dici che non che sei sportello da Tutto chiudere, aperto, sì, è tutto sì, aperto, sì. ma se è utile avere sportello con una scritta Sara sportello, perché te catti sempre quello che versa sportello e sta a contemplare cosa che c'è dentro, perché non si contenta del vero da vedere da fuori, no, vada a guardarlo senza vero, come che non lo vedesse col vero. E dopo ti arriva uno da dritto e dice scusa Sara, perché va fuori Alfredo? E ora che ha messo i cartelli, chiudere Guarda, sportello dopo qualche secondo. Ti dico solo che per fortuna non altri che abbiamo tutti verti i frighi, perché Per abbiamo fortuna. porta automatica, con scritto porta automatica e ancora ia urta. Gli va addosso. Ora prova a vieni verderla, così. serrarla, ma se detto, se si Qua versa scritto da a caratteri soia, cubitai. se si arranca da soia, dico, non è che si versa da soia e E abbiamo cosa zero sarà là, ma è come l'apertura, se la buttavi dentro si versa da soia, dopo te sei dentro, se sera che vuol 10 secondi, e invece un'altra tipologia è quei che nei surgelati trovano fiade conforto, cioè proprio il comfort food e compra certe robe soltanto, tipo adulti che compra solo sofficini e bastoncini, capito? Che sì che è il cibo un po' da bambini, un po' da giovani, quando che, Guarda, che i nostri genitori non volevano comprarmi, ora adesso che con i skate li comprano, capito? esatto, probabilmente se per quello, perché Che manca un fiato sarà fanciullezza. sempre un prodotto che andrà a 100 e a tutte le patatine età. qua faccina, qui qua faccina. Esatto. Lo diciamo a marca per non far No, no, Esatto. differenze. quei che ride praticamente. Esatto, quei che A parte che ride. adesso le patate fritte che ne hai tutte forme, tutte 74.000 varietà. Esatto. Ma mi mi sempre domandato, patate fritte sei fatte di pasta di patate sagomà oppure sei davvero patate tagliate così? Patate, però viene subire delle lavorazioni preferite, diciamo, in maniera che ti dopo te solo da finire di cucinarle. Perché E dopo che sei e patate, qui tipo il classico bastoncino che sei patata. Però dopo le faccine, altre forme strane. Sì, Quella è tipo una Se- crocchetta e patate. Sì, Esatto, sì, se quella pi- sì. una L'impasto. purea, sì. Ma i vari tagli di patate, forme grandi. mi piace che qua il c'è, buccia. Questa è buonissima. Sì, è una roba. Va di moda adesso. Prima volta, sì. Ma mia, Sì, che mia moglie in Francia tanti anni fa, che qua non esisteva. Ho detto, cavolo, che buone. Che strana la sensazione di buccia in bocca, ma buona. A me piace. Dopo che si dice che odia. No, perché è buonissima. dicono che va. Un'altra tipologia di clienti è quelli che appressa, come dicevi prima, e che pare che abbia da andare a fare un trapianto del cuore subito perché. Qua ne due categorie, che ne quelli che prima gli guarda 9 ore in negozio Sì. e quelli va in cassa solo là gli appressa.
solo che arriva in casa e sì, che ha preso. sì, giusto, bravo. E dopo qui invece che arriva dentro sta 3 secondi e va in casa e che ha preso. Esatto. E Poi basta. dipende anche da stagione, credo, perché di sta credo che faccia più piacere stare dentro che stare sì. fuori da quel negozio là. Infatti, sì, Sia sì. un piacere personale anche a dire, vabbè, se è freschetto qua dentro, aspetta che me agoda un attimo. Ma guarda che non si Non è piglia così, è vero? così, sai tu, No? perché te sai che siamo sempre ravessi. Perché qui vieni dentro, c'è freddo. Maria Ammazza Santissima, che appena freddo. che vai fuori senti che freddo che sei dentro qua. Fuori a 30 gradi, dentro danno altri 22. Quindi ti sembra freddo, ma insomma si sta bene. E quindi non va bene anche quello. Perché quando chi viene dentro Ma dentro insomma, vai a sta chiacchierare. freddo. Però la frase top d'estate le ma stai bene volati qua dentro al fresco. Sì. E quella è proprio la frase che dice 5 clienti su 10. Ogni Poi 10 5 Mi lo scrive, dice. Ni altri stiamo ben qua dentro. Ma infatti Poi a scrive- Natale, adesso appena passa Natale, poi fa il mio cartello con scritto tanti auguri, che a fine del conto, arrivederci, auguri, non che a FOP, a fine 900 volte su un giorno. Dopo che sei quello che arriva tardi, è un tipico cliente che te lo vedi sempre quando che sei 7:25 di solito, Certo. orario di chiusura. Cioè, è sempre E quello. ha più pressa del ticket che vuoi Certo. salare. tra E l'altro. anche quando È che cattivo. l'entra, sì, con l'entra ti dice state chiudendo. Bravo. No, siamo devo fare prove di baeti del saggio del fine Ieri mo qua che ti anno. aspettavamo. Guarda, Provare le via. luci se funzionano o no. Esatto, stuavamo solo per vedere se andava. Esatto. E qui che invece ti arriva e ti dice getta una torta di compleanno ma che possa mangiare subito. Se un quareo di giasso Esatto. puoi provare, ciuccialla. Te Basta te vuoi conosce tagliarla con la bene. motosega. Sì, no, è go un compleanno così subito da fare. Adesso. Se devi comprarla, magari tirarla fuori 2 o 3 ore prima, ciccio. Cioè, Ah, e pensa che sia pronta all'uso anche se è congelata. Però no, così si roba con le congelate. Ah, se A parte congelata. i ghiaccioli, bisogna avere il tempo tecnico di scongelarla per mangiarla. sì, no, E quindi- sì, appunto a proposito dei ghiaccioi, qui che arriva a comprare i ghiaccioi d'inverno, che tipi sei? Guarda, i ghiaccioli va via tutto l'anno. Tutto l'anno. Manca scatole di quelle grandi da 20, 30. Là. Capivo i ghiaccioi all'anice? Misti, che c'è anche quei Qui uno azzurri. all'anice dentro. Sì. E se qualcuno Anche li compra? E scatole da 20 E va tocca via. buttarli via? Tutto l'anno. Beh, sì, casa ci saranno già loro. Ah, sì, non ti a lo sai, lo dividersi. Dopo che viene gli dice bisogna comprare con i ghiaccioli perché casa mia figlia ha mangiato tutti quelli al limone e la sa qui alla marina non le piace, o al contrario. Anche quando vai al mare ti cadi sempre questi ghiaccioi azzurri. Mi viene il mal di stomaco guardarli perché non... Scrisoeoni anche a me, all'anice Cioè, non so. Sai, No, ma mi piace l'anice perché mi ricorda la sambuca. Però adesso no. è sto colorante, mi dà fastidio terrificante. Cioè, penso che se devo mangiare, se devo buttare Ceste. dentro bene. Tipo il gelato gusto puffo che Esatto, esisteva te una volta. ricordi? Gli era probabilmente l'ingrediente principale coeor. E dopo che sei un cliente come che ha riempito il carrello, ti capisci subito che sei un single. Te lo vedi? Che tu è solo certa roba. Sì, te vede in pissette, base a... Sì, allora diciamo ehm, che i single solitamente ti riconosci perché tutto Specie i maschi single. sì, ti riconosci subito. Te vedi cosa chi mangia. esatto, è tutta roba piccola, monoporzione, tanta roba fatta oppure da far presto fare. Tutte spese abbastanza anche contenute perché gaccetta del frigo, quindi non sai che Già un possetto da 2 litri. esatto. Oppure magari ti domanda ma questa c'è in porzione più piccola perché magari ti dice sono da solo, è già quello. Sì. A parte che tanti si lamentano che è il congelatore CEO, quindi secondo me bisogna rimettersi a vendere anche congelatori vicino alle casse, se arriva a mettere poi i Non congelatori. si mai come E idea. tanti dicono ma c'ho poco roba per il congelatore Allora, piccolo. come Pronti quel no, Ho possetto? questo in offerta sto mese a Esatto. possetto. Che poi alla fine i pozzetti, quei che te vedi anche nei centri commerciali, costa veramente poco come Bisogna avere il congelatori. posto a casa dove metterlo perché se non Nota sta che è il casa posto dove c'è metti. Sì. fuori in terrazza con i bidoni. Dopo che sei quei clienti che invece fa la spesa, però perché ripensa su quello che a comprare e te mo è a roba dentro da un'altra parte. Tipo te che è il banco e tutte che è verdure pastellate, i bisi, i fasoi, eccetera, in mezzo te che catti a scatole dei ghiaccioi.
Ecco, Ecco, che giudizio sai che idea che sente? che metteria pacapeo Eh. perché perché noi si nervoso, una roba grande. Ma non ti viene da fare 4 Cioè. passi e rimetti odore che ti vuoi comprare tolto? Ma siccome la gente non ne frega niente, perché tanto che sei servi che mette a posto, I perché servi con a tre R. esatto, a fine pensa che te fossi servo dell'ori e quindi loro se non è comoda più moea dove chi cata moea, non Sì, importa. ma fortunatamente da noi altri non capita tanto. Capita che magari i Ravana sui frighi guarda roba sotto più che a sta roba in giro, fortunatamente. Magari una tante volte mi capita di avere al supermercato roba in giro, magari anche roba fresca su un scaffale, oppure una roba di un scaffale secca dentro il congelatore. C'è certi supermercati che è veramente il disastro, perché magari ha volumi di persone diversi. Una roba che parlavamo prima di CEA, Gavio l'ha variato voi altri, un anguetto di CEA dove va a finire il prodotto che se andà a mai, fra virgolette, neanche che avevo nei geati, per esempio che erano i geati che si squagliava o si sgonfiava, perché ciappava il caldo, come si suol dire, a scaldata, quindi ti mettevi su un anguetto, su un contenitore in metallico, ti buttavi dentro là e ti dicevi cose avariato. Dopo a fine dell'anno va una voce di inventario che si è avariato praticamente. E capivo anche voi altri che il tipo di... No, allora, noi altri non avevamo proprio un sistema così, a parte che è sempre tutto molto controllato a livello di scadenze, quindi difficilmente succede di avere roba o Che si deteriora. scadoa, esatto, anche perché quando che parte proprio dall'azienda, che se il controllo alla partenza e all'arrivo, quelle temperature, quindi non succede che non so se che si scongela, che fosse problemi, quindi è una cosa che da noi È molto altri- rara. Sì, direi era quasi impossibile. Sì, a catena del freddo viene rispettata assolutamente. per Assolutamente, da partenza a fine, all'esposizione, a stoccaggio, a tutto. Che se Non li sai che te controlli- metti nel pieno agosto a scaricare dal camion sul piazzae di solito. Insomma, se fa una Allora, roba celere esatto, no, altri solitamente calcola che un 600 colli in 40 minuti scarichiamo se sa stoccare Figlio. tutto. chi c'è che dopo muetto? No, altri tutto a mamma, e forse... Ah, che- E forse... La ruota è stata Grazie. inventata anni fa, quindi Sì. dei carei quei rode, i viso dal camion con la sponda Non- e ti porti in cella. Non sai il trascinamento Presto. dei blocchi come sui No, piramidi. Esatto, dei blocchi di ghiaccio. Però. Esatto. No. Comunque, tornando al discorso di prima, fortunatamente i congelati a scadenze lunghe, quindi non c'è tanti problemi. In caso che sia una zona apposita dove mettere i prodotti non vendibili, che magari può avere qualche problema, o un richiamo dell'USL o qualsiasi tipo di problema. Che se- Vi è mai successo dei prodotti richiamati? Ma sì, ogni tanto succede perché comunque abbiamo prodotti anche che si trova magari nei supermercati. Sì, gli stessi ti obbliga a richiamarli. Sì, che se palese. qualche azienda, qualche marca che ti trovi anche sul supermercato, quindi può essere che ogni tanto qualche richiamo arrivi, ma magari anche a stupidate, però giustamente quando chi richiama il Ma prodotto... queste roba che va in gazzetta ufficiale di solito. Assolutamente. o degli avvisi magari su un prodotto che ne tracce senape piuttosto che un'altra roba. E dopo che sei un tipologia del cliente che mi immagino, mi sono io inventarmi tutto nella mia testa per capire quali che sono le vostre difficoltà, ma dopo se vuoi contarmene delle altre, ben venga. Uno di quelli che ha un'allergia particolare, che ve domanda senza lesere sul sacchetto, che se sta roba qua dentro lesi? Guarda, Che te ne capita mai? ma... Vabbè, mi capisco i problemi se tanti ultimamente. Sì. Sì, però... Se legittimai, ma no roba di maroni. Però. Esatto, giustamente come che ti dici te, cioè se so che ho un'allergia, prima di ogni sacchetto domandarti se go dentro questo, se go dentro quello, a guardarò o no, o non guardarò. E invece pensa che noi altri siamo Tuttologi. tuttologi, No, che ma- conosciamo tutte allergie, tutte intolleranze, Tutti tutto i quello prodotti, che cose c'è che dentro i c'è dentro, tutti prodotti. gli ingredienti. No, ma tante volte si sente che magari a comprare che roba là perché va a mangiare uno che non può mangiare il lattosio e loro fin che altro giorno non si è mai preoccupato di questo problema e quindi ti tacca a domandarti comunque se ultimamente Che se ne- ne pigliate problemi, glutine, lattosio, Sì, ma nocciole, se mi so celiaco, no? E ho intolleranza al glutine o allergia al ai glutei. Ai glutei, Ah, come si- glutei, al glutino, glutine. al glutino.
se singoiare, glutino. Glutino. Secondo un tipo di problema del genere, non sai che vado a comprarmi e il pesce impanà, perché so che si impanà col pan di solito, oppure se ho il dubbio vado a leggere se che c'è il pan dentro, cioè, però no, hai sulla scatola e dire scusa che c'è il glutine dentro qua, no, è brutto perché Dovrebbe te essere lo così, capisci. ma non è così. No, comunque qui che ha intolleranza, per carità, se uno, i peso i vegani qui come me, che dopo ti domanda scusa, i fasoi i vegani? No, siete fatti qua pansetta, cioè dai. No, ma secondo me, come che ti ho detto a me, qui che ha il problema, sa, Sì, esatto, sa io li tutto, sa le marche, può essere che la marca è gelato, chissà che qui ha Capi tutto i prodotti pa intolleranti. Sì, abbiamo diverse intolleranze. Come si chiama che li vedo spesso vabbè, no. Char, bravo, Char fa Char. senza glutine, Sì. dopo tante marche ultimamente, senza lattosio, tanta roba, e dopo ultimamente iscrive tanto se il prodotto è vegetariano vegano, anche tipo una Sì. zuppa che può essere, cioè è stupido scriverlo che è una zuppa che ne verdure e non è Sì. niente in particolare, però ultimamente va molto di moda scriverlo Beh, vegano, paga per avere che il marchietto vegetariano, che sì. costa tutti sì, gli organismi sì. che si fa pagare anche per andare a finire sui marchietti, coi marchietti che ha un disciplinare e te paghi. Sì, Alla sì, fine sì. te devi certificare che roba ha pagando praticamente. Sì. È la roba più stupida che vi abbia mai domandato un prodotto. Quante ore ha tu di tempo? 3-4 anni. Non puoi parlare quanto te vuoi. È la roba più stupida. Cioè, Vabbè, noi ti vendiamo anche recente. ghiaccio. Vendi anche a ghiaccio. Sia cubetto per far cocktail, Ah, sì, giusto. oppure frantumato per fare sempre i cocktail che pestati. Che buoni. Compra il ghiaccio e fa, ma questo adesso devo andare a casa, devo metterlo dove? Sul avanzare. E questa roba dei gelati anche mi ha chiesto. I gelati adesso arrivo a casa e devo metterli dove? Cioè, secondo me la signora... In credenza? Non so, congelatore, il ghiaccio. Ma quanto mi dura fuori il ghiaccio? Signora, è 40 gradi le 15 di agosto, secondo me quanto mi dura? Cioè, questa è giusto... Patate l'idea. Esatto, e da qua possiamo partire. A scendere. No? Altre 4 ore le robe, non so se Amarella... Sì, no, di tutto, e vieni là a domandarti robe assurde. No, ma ho comprato da qua. Guarda, ho comprato da qua che altra settimana. Signora, se 19 anni che fa acquisti, che compro roba, saprò cosa che sono sicura al 100%. Benissimo, non ce l'abbiamo finita. Oppure magari... Te che rasonti, ciapa. Se no non te che muoio altro. No, veramente. Oppure i conventi di aver preso, magari non so che serve, che ne so, i scampi. Mi ho tutto i scampi che io ho scatola sul cartone. E faccio, no signora, qua ho tutti su scatole in plastica. Ma il problema non è quello, cartone o plastica, dipende che tipo di scampo che serve, grande, c'è quella che sia su scatola cartone, che sia su scatola plastica. Oppure tante volte ogni pesce confezionà una marca, diciamo, un fornitore che lo etichetta, e tante volte magari te cambia fornitore e dice il mio comprare che marca là, mi dico signora marca sul pesce, no? Che dipende che nella provenienza può essere da un posto più che da un altro, ma dopo insomma sempre quello se gambero argentino, se 10 marche diverse, così un paio di scarpe. Che sei qui che si fissa con una roba e ni te muoia finché non te che dici che gara sono ori praticamente. No, sì, esatto, non neanche se te che dice che te lo là 20 anni, non te muoia. Con i convinti. Dopo magari torna una volta dopo e dice te che aveva ragione. Magari già capita. Oppure anche no, ritorna e basta. I convinti col suo. Prima ti dicevi che i sconti sono uguali per tutti, che se applicai al dia che non che sia tessera, eccetera così. Ma che se qualcuno che cerca di avere dei ulteriori che ti dice dai fame manco, dai fame ben puito, come una volta, fame puito. Ma questo è all'ordine del giorno. Cioè, è come effetto fare puito. Ma Se già spiegami fatto te come che te che fai spiegare a questi che te che dici guarda che cioè, questo Quello se del non prezzo. sai che mi no. Beh, ma cosa darti anche i 30 centesimi? Non fate manco ma rimetti un mister. A borsetta, te mi regali a borsetta, te faccio una pubblicità. E ciò? Signora, che marca è il maglione? Io gratis, perché che fa pubblicità. No, e pensa tutto sotto, per sconto.
E dopo che sei qui che invece guarda il prodotto della scatola, no, fotografia sul cartone e dice, è così, io verse e non sei così. E mega frega. No, si dice che sia un fiattino, siamo così. No, ebete, ma che va Ma di sì. insomma, te che avevi Va di sì. È una rappresentazione del prodotto, non te pensare mica che ha lo identico dentro. No, deve essere Deve così. essere così. Certo. E se no te dice più grandi, più piccoli. E uno era più grande e uno era più piccolo. E uno era bello e uno era brutto. Ma è roba dell'altro mondo. E qui che voglia fare conversazione, che prima dicevamo che sei qui che scampa via, ma che sei anche qui che vuoi fermarsi a ciaccoiare. Qua è lunga, qua è lunga. Sì, qui che ti capisci Più subito. vecchiotti o più Ma allora, soli, diciamo uomini che- soli, come cantava i Pooh. Esatto. Ma anche a donne sole. Sì. Che sei un po' di tutto. Sì. Ma ti capisci subito perché già qui te posa roba sopra a cassa o Finché ti sia domanda roba, va una bene. informazione, i parte da Noè Eh. fa domandarte e nel frattempo ti racconta tutta la sua vita in mezzo. Per arrivare Comprese a le malattie. Beh, No, malattie sì. all'ordine i del parenti giorno. che si è sposato con quello che andava con che Certo, altro, i tradimenti. tu- sì, oppure, guarda, mi non dico niente, Niente, però hai però bene que- dito. Sì, E- sì. Qua senti in casa che aspetta magari. Beh, per forza. certo. E ti dici là che te pari avanti e questi ancora so a porta. Che Ma di- sei tu che te sei qui? Però c'è anche una forma di socialità che si ha un fiatin perso. I casuini di una volta, dove che te andavi, te conoscevi cosa del casuin, te avevi confidenza. Mico ero a scuole medie, Mesia che aveva un casoin e ho fatto il commesso di sta per 50 carte da mie a All'anno. settimana. No, a settimana, mettete bene perché ero parenti. E sì, mi ricordo poco, ma mi ricordo. Era quel che dice te, cioè proprio. Sì, nel senso, magari è una persona che ha una certa età, che ha ancora la tendenza a vedere un tipo di negozio e di negoziante come una persona a cui affidare anche dei confidenze. Certo, ma allora, mi che so qui a dei ciacque. Ti te mi- vedo un fiato qui dei ciacque, Sì, magari ti ma mi piace so- anche un fiato. Ma sì, ma se il mio mondo, cioè mi Se no, non te lo farissi. No, nel senso che soprattutto magari a persona anziana, al vecchiotto, Ti vedi queste che cose, ha mi fa bisogno. anche tenerezza, Eh. quindi magari a battuta, a parola, cioè a fa sopra Io sono un fiato più molto magari. Ma lui è un moltone, cioè lui li manda. Io sono professionale, che è già diverso. No, No, sono un po' te più si distaccato in musagna. casa. Camice bianco e cravatta tipo dottore. Lui è Quasi. proprio musagna, Quasi. musagna. Perché tante volte lei che non, te parla, ma non ti capisce cosa che ti dice. Beh, Perché già il medietro è diverso dal suo, quindi. Sì, neanche il una parlasse pianta. americano, So. da so. Io sono più verso Treviso. E voi siete Camaiò. più verso Castelfranco. Oh, guarda che Capo cavolo. Tubundi. Esatto. E quindi tante volte magari ti dice delle robe e non ti capisci niente Camaiò. perché si mangia le parole. Uber Alles proprio. E ora quando saperne lei scrivere ti risponde sì o ti annuisce Sì. e sarà il discorso. Musagna. Esatto. Ma delle volte c'è una forma di autodifesa, poi fanno perdere la vita, insomma, con certe robe. Però c'è anche bello da garetta sentire così, dite delle volte. Ma infatti l'anima del che il posto l'ha assumì perché Siamo solo in perché due, sai- siamo Siamo in in due. quattro. di Ah, sì, in solito. quattro. Sì, Sì. in quattro. Allora siamo in quattro, ma l'anima è la più vecchia, l'anziana sono io, quindi maggior conoscenza del posto e dei miei clienti e quindi mi so quella dei ciacque. Visto che Ciacque fa sì, presumo, in dialetto molto spesso. Con la Allora, gente del sì, posto. diciamo sì, se sei persone anziane principalmente in dialetto perché se va meglio capirsi quei Ah, sì, si termini capisce anche. subito. E se no dipende, siamo molti poliglotti. L'altro giorno vedo una madrelingua inglese, che tu te, parlava inglese, che tu te. E E Manuel che ha fatto una Amico conversazione in inglese. Amico Tasuo, non so. No, che parlava in italiano perché mi ha chiesto delle robe, però parlava bene italiano. fa dire. Però se uno non parlasse in italiano, in inglese ti ho sé, quindi non ho i più miei o problemi. meno, dai. Sì, lo ha come seconda lingua. lui. Parabattarsi. Parabattarsi. Però ora facciamo la prima rubrica adesso, perché visto che parliamo delle lingue, facciamo la prima rubrica che si chiama Quante parole conoscito, che è una delle rubriche che faccio spesso durante il podcast. Poi ogni parola che vi dico, vi devi cercare di tradurmi in italiano. Perché mi vi dico in Veneto. Partalian. In italiano. In italiano, ok. Ok, mi vi dico in Veneto e vi
perché essendo dialeti diversi, Esatto, siamo tre dialeti del diversi. Veneto, siete tutte parlate del Veneto, ma siete diverse. Sì, ognuno ha il suo. Sì, esatto, Camaiano non deve capire. No, Guarda beh, che Camaiano, da Camaiano, scherzo. pensa a Selva, è un'altra lingua, è come l'inglese e il tedesco. Tra Camaiano e Selva, ogni chilometro cambia dietro Esatto, praticamente. come l'olandese e il tedesco, praticamente. Allora, la prima parola è pegata. Cosa sia pegata? Ah sì, a pe moia, a pe molliccia. Pelle molla, è vero. Eh. E frappo dice qualche tu neanche. Anche fra. Però poi se si un'altra pe- parola veneta, No, ma frappo. pegata, che dopo pega. Sei a vera pegata, sei a pemo, vabbè. Pelle molle. Pelle molle, ok. Cosa vuol dire sutto? Asciutto. Asciutto. Senza acqua, sutto. Sutto, asciutto. Però vuol dire anche siccità. Zessuto. Ah, sessuto. E beh, se secco da noi. Venezia. Svedese. Sì. Venezia è sutto. E il clima zessuto vuol dire che ok. è Ah. secco, sì. Suppiare. Soffiare. Soffiare. Suppiare. Suppiare. No, mi è suffiare. Allora mi- se parli solo inglese. Parlo da Treviso. Questa qua è doppia versione. Una è sfantare o desfantare. Desma- Come si dice in italiano? Arabo proprio. Guarda, mi so Aspetta. desfantare che è roba. sia, ma no, tipo Sfonda- ma bisogna mi- no. buttare No. via. Se Liberarsene. esatto. Liberarsi di un oggetto. Di qualcosa. Non conosco questo. Desfantarsi. Eh sì. E questa cosa è più difficile. Descattaiare. Descattaiare e sestrigliare. Cos'è Se Strigliare mi togliere i piace. nodi. Provincia se di Venezia, ho togliere... No, e dai che io, sa. Adesso, perché Riese è vicino a Venezia? Alla fine. Beh, insomma. No. Allora, Facendo se giro vivo, per su. se Se vivo una PVC cultura Resana. della mia lingua e porto avanti la mia lingua veneta. Descattaiare vuol dire proprio quello. Eh. Sgrovigliare o Sì, togliere nodi, separare i sciogliere, nodi. Ingrumare invece. Beh, Far su, facile. far su, far muccio, Fare a gruppo, mettere tante robe a gruppo. mettere insieme, Ammassare. ammassare, Ammassare, aggrovigliare, ammassare. Insembrare invece. mettere insieme, Mescolare. 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 bene, ok. Questa cosa è fatica, è brutta con parole. Onfegare. Quando che non sei sporco, ma non sei neanche netto. Mi sapevo ronsegare, ma è un'altra roba. Onfegare, Onfegare. sei leggermente macchiato. E se sta, guarda, E il sega guarda che il onfegato. maglione se ne sta onfega. Cosa vuol dire onfega? Non è perfettamente pulito, non le Ma non neanche è neanche unto. sporco. Non le neanche unto, ma le mie Le proprio onfega. niente. Le onfega. Okea. Cos'è Okea? La voce stridula. Rocchera. Sa tutte, Sa tutte mamme proprio. È perché Arabo. mi Poi ci coltivo vecchia, la lingua volevo. Anche veneta. Okea non ti dice niente. No, Senti che Rocchea. Okea Che razza di Okea che Eh. Rocchea. sì. No. È Rocchea. Qui è Okea, Rocchea. che voci stridule. Eh sì. No, no. Che ha voce fastidiosa, Esatto. oppure una che ha una parlantina veloce, che ha una Okea. Esatto, una Okea. Esatto. E poi ultimo, questo qua è tre versioni: Salgaro, Salgher e Selgaro. Che pianta sia? Allora, Arabo. aspetta perché qua ci sono varie versioni. E ora, È il Selgaro. il Selgaro... O Salgher, mi dice anche qua a Treviso è Salgher. no, allora, se ti intendi pianta, dovrebbe essere il sambuco. Qui a chi Mm. fa anche i fiori fritti. Detti anche spini del Signore. Sei spinning, signore. Sì. Spinning del signore. No, spinning del signore è un'altra Ah, è roba. un'altra roba. E secondo che te Oppure danno altri... non c'è il salice il Salgher. È il Per- Selgaro, non Salice c'è il salice. piangente. qua... Era col dubbio che mi. Vediamo se qualcuno dopo magari nei commenti o scriverà sotto cosa Sì, che c'è il no, Salgher o perché- Selgaro. Scrivete nei commenti Scrivete qua sotto. qui Perché sotto. Qua tante sotto. volte anche a Salgaro, da Mesone, c'è anche uno un po'... A testa un fiattino. esatto. Che a testa Da Salgaro. Salgaro. Mi conoscevo a casa e sapete tutte comunque. Sì, Casa esatto. e sapere. Che Esatto, e qua è è l'emozione. diverso. È l'emozione, Esatto, ma per è fortuna diverso. ci sono io. Vedi che servo sempre. No, Per so- stare in tema, qua si poi tutto il fresco proprio sulla Ti coppa che ha aperto la porta. Ah, non abbiamo neanche detto che siamo stasera. infatti, Che siamo dai brothers. La famiglia Daminato, ringraziamo. Esatto, qua a Castelfranco. Siamo venuti a beversi una birra, a mangiare una robetta e adesso fermiamo il podcast. Però dopo magari io ricordavo a fine, perché mi sono Sì. fatto così, mi smetto con l'inizio, mi smetto con in metà, mi smetto anche alla fine dopo di solito. esatto. Vabbè, fine rubrica comunque, dite che si sta praticamente fra 1 e 2 Uno e due periodico. e a 10 quasi. Sì, Cioè no, tutte 10 e mezzo. le so tutte. Le so tutte. Le so tutte.
Visto che si coeghi del lavoro, è coega o coega? Coega. Coega. Mi Perché la coega. coega è un'altra roba anni altri. A coega. La coega, esatto. I coeghi, se uno dei a parte del negozio che quando che te lavori ti frequenti di più ancora dei clienti quasi, perché ti da rapportarti molto spesso di più che coi clienti. Certo. Ti da organizzare il lavoro, ti da organizzare il lavoro principalmente. Allora, Certo. una delle robe che fa i coeghi in tutti i tipi di lavoro se imboscarsi, tagliare l'angolo, vedere di riuscire a fare che sei fastidioso a te, fagli fare a qualcun altro. Che sei uno di sti coeghi qua al lavoro da voi altri? No, allora, guardano altri. No, anche subito è no, vuol dire No, che ecco. No, perché in qualità di responsabile, se ho becco se un becco è morto. No, nel senso che noi altri siamo veramente una squadra. Da quando che ho assunto sto ruolo, da anni, ho sempre cercato di fargli vivere a loro quello che vorrei vivermi sul posto del lavoro. quindi frusta Quindi, e quindi stiva frusta e Eoni. Dunque, manganè. frusti. No, quindi serenità, perché quando che uno viene a lavorare sereno, sei felice. E dopo che con le da fare, mica dico sempre, tosati cos'è da fare se fa tutti, cose calma le calma per tutti. Sì. E dopo se è logico che se a giornata sì, a giornata no, uno P, uno manco, però non si neanche che stiamo là a guardarsi perché mi fa questo, perché ti te fai quello. Diciamo che siamo una bella squadra, quello sì. Però che sei di posti dove che No, capita con certi clienti, magari con te vede il cliente un po' particolare che te sa, che te conosce e magari bisogna andare in cassa e quello che dice no, vatti per piacere, non vai mi. E quello capita ogni tanto, però sì, però là è una questione proprio del tipo di cliente da affrontare, che se chi è più bravo a affrontare certi tipi di clienti, se è meglio che Esatto. va a quello anche per il bene dell'azienda stessa. Assolutamente sì. Se no il cliente te lo perdi dopo. Se è brutto. Sì, ma infatti, siccome ormai se conosciamo tutti, ognuno sa dove che sei punti deboli e punti di forza, quindi in base a quello Sì. la squadra si muove. I picchi e le flessioni che sei dappertutto. Beh, certo. Esatto. Che sei dei posti, dicevo prima, né aziende dove che in realtà dopo se sparla dei capi. Adesso ti essendo il capo, fra virgolette, o A il me non capo so vero, via cosa che dice di me. io non te sai cosa che puoi dire di te. No. Io se da solo non puoi neanche essere testimone più di tanto con qualcun altro di quello che si dice col capo. Quindi, però, per esempio, in cea frigorifera di solito il capo non che sei. Sì, infatti, chissà cosa che mi dice. Esatto, chissà cosa che dice di te. No, in Cea si parla un po' di tutto, nei giorni che ti parla di macchine, De nei barzellette. giorni che ti parla di amici, nei giorni che ti canta, sai, bisogna passare un paio di ore in simpatia e in allegria e quindi cercare di alleviarlo. Sì. Però no, siamo sempre insieme tutti quanti a lavorare. Sì, non che quindi- segna che bisogna parlare mai. Esatto, sei sempre là. Cosa non sia a te posto, poggi- voglio dire. neanche- Insomma, pagami di mettere il meglio. non te che neanche al posto dove andare a parlare male, perché sempre insieme, Ok. anche volendo. Era qua adesso una domanda che dovrei fare a degli uomini, perché di solito qui che fai ebeti lavorare con gli uomini, nel senso che fai stupidaggini. Queste stupidaggini che si fa in una cerea frigorifera, al di là del punto vendita dove te puoi vedere i clienti, non si fa i bauchi, ma in cea dove che non te vede nessuno, magari è il colpo di deficienza che se erano altri in cea, per esempio spuaimo per aria, per vedere cascare i giassetti. No, mai fatto. 17 anni, ma io neanche in mente. Neanche Proprio. Però che abbiamo fatto delle gran belle partite. de hockey. No, ogni Ascolta. tanto capita che magari per fare uno scherzone a uno te va fuori la cea per un motivo, te studi la luce. te studia la luce e riparte l'evento e subito e ora 30 secondi dura, ma dopo ne tanto una luce emergenza che illumina a giorno comunque, quindi è uno scherzone fin là, insomma. Sì, Dura Sì. 30 poco secondi. come... Ma comunque non altri bauchi fanno anche in negozio, non so chi fa. Ma guarda che neanche per fare i bauchi siamo entrati dentro in mudande, dentro in cea frigorifera, per vedere chi che resisteva di più. Cioè, te mori a siderare se te resti dentro un poco di più. Se la ebeti fare robe del genere. Sì, esatto. Però se passa 25 anni posso dirlo adesso. Era freddi diversi una volta. Ah sì, Non era infatti. freddi- Sì, non sì. so come viene Meno adesso. 27 e meno 27. Ti Sì. assicuro. E uno di qui che lavorava con gli altri, uno che adesso vabbè, non è più, proprio fisicamente, non è proprio più, è che porta dentro una lucertola per vedere quanto che resisteva in cea frigorifera. Cioè, poveretta, è morta ovviamente. Beh, ovvio. Cioè, avevi sangue freddo, sangue caldo, però te mori.
Agarra il giubbotto e Può poi capitare che si frighi, Agapè, ma non il agarra ma giubbotto. agarra il giubbotto. caschi qualche cimice ogni tanto dentro il negozio. Se posa sopra, dopo resta là. E bisogna tirarlo via. Ultimamente che ne tanti cimici. Una roba che invece non ti avevo domandato prima. Adesso non capisco i veri sopra il frigo, ho detto. Però che tu presente che certi punti di vendita che sei il vero e che certe donne che posa il tosato sentare sopra finché io cercare i surgeati O tutta- senta il puteo sopra i veri dei frighi. Ma Ho robe tutta da- la spesa che ha fatto finché il momento là che hai mai posa tutto sul viero. Esatto. Mi capita quando che vai alcune volte sono andato al negozio che hai i vetri che posa qualsiasi roba, manca tanta roba Sì. e dopo comunque bisogna passarli una volta al giorno per nettarli perché Sì, a ma fine che rischi giornata anche di gli sfondare sbardai. tutto. Cioè, te metti un tosato a 40 kg sopra un frigo, oppure perché il che gioca che va da sopra, perché Si sì, arrampica. si arrampica, sì. E siccome i simili i tosati che piace arrampicarsi e quindi i maschi. È sempre quello il problema, i maschi. Sì, Capisci tosatei. un cazzo, quello è il problema. Sempre quello. Vi faccio un po' che domande secche così che potete rispondere sì, no, sì, ma me ne so pentio, oppure no, ma vorria tanto. Sì, ma me ne so pentio, no, ma vorria tanto. Oppure sì e no. Era domande secche. Tutti do risposte. Capivo mai beccato uno che fa il mona dentro in c'è frigorifera? No, No. No, ok. Mai mangiato un gelato da una scatola che si è rotto apposta? no. Ma No. mi piacerebbe tanto. Apposta no, capita che se rompe la roba sì, Cosa ha? mangiamo dopo, Sì. se rompe. Ma no, Però rompe apposta per apposta, mangiarlo. no. No. Mai becca uno che lavora con gli altri, pieno di freddo, che si fare uno di chi baetti per scaldarsi. Sì, quei man, sì. Quei Quei man, sì, soprattutto, Tipo sì, baetti sì. russi. Sì. O saltea per scaldarsi fai i piedi. piedi. Sì, per saltare via. I frighi che ho detto che apertura, quindi non vedo domando se avevi mai cattato uno con la testa dentro il frigo che Dio guardare. Ma capita lo stesso, Capita, capita qualcuno. sì, Sì, già capitato. La testa un po' dentro. Perché Più o va a meno. vedere in fondo se la roba è più fresca. Mai cattato uno di un altro supermercato di fare spionaio? Sì, veniva qui. Sì. Sì. Sì, ogni tanto. Mai beccato uno che versi i sacchetti o le scatole per vedere cosa che c'è dentro? Assolutamente sì. Che cosa sì. che hai detto? A che caso è? Allora ti veniria a tirare da Adesso te lo compri? Esatto. Se che dice, signora, le confezioni non scusi, le confezioni non si aprono. Anche perché dopo non la vendo più. E il paradosso è che quando che ti te metti a confessione aperta per far vedere quello che c'è dentro, ti arriva col tocco aperto dentro il sacchetto e se l'ha scatto. Poi un tocco solo di ascatto. Una volta, Sono e campione. una volta capita che avevo trovato. Una volta si vendeva dei succhi da bere, verti, bevui e rimessi là a posto. Ottimo direi. Capita che non sì. è aperto su può guardare, mi anche bevuo. Però non mi piace a là, sono io a ricomprare. Vi è mai capitato di dover che spiegare come cucinare a roba? All'ordine del giorno. Sì. Ah, sempre? Ma anche Sì, perché sempre, danno praticamente. altri si abituai a questa roba. Ah sì. Sì, sei proprio abituai, chiedere consigli. Mai spiegare a nessuno che misto scoglio non che si scogli dentro? Uno No, mi ma ha mi chiesto, piaceria. uno mi ha chiesto se so torta che si chiamava Coco sul nome, che c'era il coco dentro. Mi ha chiesto. Se è il legno. Torta, coco e altra roba. Ma c'è il coco dentro? Eh. Signora, se scritto Scritto coco. coco. Un altro po' che domande bauche tipo quelli che fa in televisione. Perché qui veloci, sempre da intervista televisiva. Tipo, se una corsia del vostro negozio fosse un reparto di ospedale, che reparto sei che sarebbe? Psichiatria. Geriatria. Geriatria Ogni e tanto psichiatria. capita che dei Ottimo. momenti. Se potessi scegliere fra uno di queste robe qua, cos'è che vorresti essere? Una pizza, un sacchetto di bisi o un cordon bleu? Un cordon bleu. I bisi. I bisi. Bisi. Perché un cordon bleu? Perché go anche ripieno. Ah, sì, perché un sacchetto di I bisi? bisi perché puoi farli sia per un primo, per un contorno, dopo mangiarli così. Così, Eh, puoi usare come polivalenti. Sì, Esatto, già puoi sai. tirarti di rio. Cerbottana. Mangiare il gelato direttamente dal baratto o buttarlo sulle coppette con scugliero e mangiarlo? Direttamente dal barato. Ovvio. Quante visioni ovvio. pisa. Ah, spettacolo. Esatto.
gadget da lavoro, i guanti riscaldai o un radar per i clienti rompicoglioni? È radar per i clienti rompicoglioni. Ma quello che è un po' già ormai. Esiste, I guanti avevamo anche quelli, noi riscaldai, ma termici, quindi siamo a posto secondo me. Dopo 8-9 ore di lavoro, quando arrivi a casa, te cosini sul serio o te mangi 4 gatti in padea? 4 salti gatti, insomma, vai. Sì, insomma, sì, stesso, quello che l'è. Quello che sei. Allora, me sono una che cucina. A me piace cucinare, però tante volte 4 gatti in pavea. Ah, mi sono anche uno che cucina o fa il Beh, ti hai fatto il lavoro. cuoco, E poi a casa comunque sono da solo, quindi o faccio me o faccio me, quindi sei obbligato. Ma è venuta la voglia di cantare come Elsa su Frozen, visto è il lavoro al fresco, insomma. No, altri cantiamo di tutto perché siamo un gruppo canterino. Seguiamo proprio a radio, che Capi a a radio radio? web. Io non ho visto Frozen comunque. Non ti hai visto Frozen? No, perché Ai, ai, ai. devo dire grandi. Ho visto Cars, Nemo, ma Frozen non sono E arrivato. Gioca all'era Comunque glaciale. No, boh. Te lavori su un punto vendita del freddo e non ti hai visto né Frozen né l'era glaciale. Rimedierò. Già ti rimedi subito. Rimedio. Non ti che bocce per quello, non ti che visto che roba. No, io devo dire grandi, quindi. Esatto. Tutti sognano una roba che fa al lavoro. Qual è il vostro sogno che vi capita spesso di sognare che fai al lavoro? Tipo è a casa, il beep come dicevamo prima, una roba che te sogni spesso del tuo lavoro. Quando che te dormi, sogni. nel senso, Allora, me che sogno spesso se tutti i numeri che vedo andare attorno Da suonare mattina all'otto? a sera. I numeri, sì. Perché Sì, fai anche a conti perché dopo. facendo contabilità, tutte che robe là, mico i numeri che mi ricorre spesso in testa. Mi sogno spesso del lavoro di prima, soprattutto incubi, che lavoravo sul centro cottura, quindi facevamo anche le consegne e che arrivo in ritardo a consegnare la roba. Mi sogno spesso, soprattutto Te se ritardi. vedo qualcuno che lavorava con me, ma adesso lavoro qua, no, non mi sogno niente. Dormo come un bambino. Nessuno vi ha mai domandato se vendi a pizza con l'ananas. Fortunatamente no, e spero che neanche mi domande. Non ti piace a pizza con l'ananas? Non No. ti hai mai mangiato? A Pisa non ha l'ananas. Mi so che ti magna, Io avevo mangio a pizza con visto, l'ananas. ho visto Ma metto l'ananas fresco però. a Tropical Pizza. È tropical pizza, esatto. Però se è una pizza a tutti gli effetti qua frutta. Diuretica. Ma Sì. fresco o sottovaso? No, fresco. Io compro perché l'ananas. sto taglio a vaso fre- è finto. No, quello no, cioè, è se zucchero È praticamente. plastica, Sì, sì. no, poi- Vabbè, piccolo sloghetto. Se casca un bancale de surgeati per terra. No? E se gas mi sia tutto. Se ha rotto le scatole, se gas mi sia tutto. Buttarli via. No. No. Te fa sacchetti e ti vendi. Eh, Se puoi fare. assolutamente no. È rubrica si chiama Sparagnare. Quindi per sparagnare, non buttare via tutto. Ma è comunque dopo ritorna. Chi che lo sa? Chi è che vi sapeva? Ritorna sotto altra forma. Perché Sì, infatti. esatto, una volta che succede una roba del genere, che torna in azienda, che viene fatto mangiare per i cani, per i gatti, cioè comunque non va butta via. Te dici che è roba che viene da Indrio reso e va a finire su chi posti sì? Beh, Spesso. spesso sì, Sì. perché insomma pensare di buttare via anche no. Non lo so, non ho mai pensato che fine che fai i resi. Mi pensavo sì. che invece brusai. Vedi? No, dopo, allora, I se generini. che merce che non può essere consumata, va sì, esattamente, che se inceneritori, che roba là. Ma se casca un bancaio, che roba è perfetta, che roba là va mandata sui magazzini dove che dopo i fa cibo per gli animali, insomma. A casa ai supermercati funziona così. Sì. Sì, vale per tutti sta roba. Sì, non E a so cucinare la altri. sagra, chi è che sa? Speriamo di andare su che mai. sagra là. Meglio sapere che sagra che ha cucinato che Ci roba va su là. quell'altra. Vi altri, oltre che lavorare al centro, diciamo, surgeati che si chiama Fresco e Vario, vi anche delle passioni vostre, perché mi guardate i vostri Instagram e so di cosa che si tratta. Voglio contarmi voi altri. Allora, mi so una modella curvi. Sono una Che modella poi, che adesso guardate così non lo diria mai. e invece sono una modella curvi dalla taglia 46 in su. Principalmente fo intimo, collaboro con un'azienda qua delle nostre. Le nostre zone qua. Sì. E infatti quando che gente mi trova in negozio mi dice adesso te vedo vestire. Finalmente vedo anche la faccia. Perché Esatta- non guardavo mia la esattamente, faccia guarda- prima.
dal coio in su, Esatto. va ben tutto. Ecco, niente, questo è un lavoro che fa da un po'. Ho fatto un po' di pubblicità per le nostre reti qua venete. E niente, porto la bellezza tonda a altre donne che tagliano se su 40, ma che se anche oltre, Siete insomma. tutte le taglie. Ecco, e questo è il me. Che è un nome d'arte oppure che è un... Allora, arte, fra virgolette? sì, è nel senso, un'arte che è il può mio posare? profilo Instagram, Zequeo, che è Ciacciamella, che diciamo, è il mio nome sul profilo Instagram, ma come che te hai visto che se il mio nome davvero mi chiamo Marella. Sì. Sì, Marella. è proprio il mio nome. Sì. Se che se uno che si chiama Ermanno, penso che sia normale, che sia anche Marella. Sì, esatto. Diciamo Ermanno, vedi? Invece Ettore. Non so, Ettore. Ettore. Sono Manuel. Io da Manuel. quando ero piccolo suono la batteria e ho suonato in diversi... Batteria quella da cucina, Ah, perché ok. Sì. la battuta MC. viene facile col cuoco. Batteria cucina, e ho suonato in diversi gruppi musicali, periodi di più, periodi di meno, e ultimamente sono anche con Rocky Mille, Sa, infatti sta roba qua è molto bella. che è un insieme di musicisti che si riunisce e fa concerti, cominciai da 1000 persone, insomma. Rocking Thousand. Sti concerti, sì, però ultimamente fa anche eventi più piccoli. Per esempio l'anno scorso a febbraio c'era a Sanremo con Giovannotti che ha fatto l'esibizione, c'era 70 batterie fuori a Sanremo, e facciamo eventi in tutta Col freddo. Italia. Sì, beh, non è tanto freddo, No, abbiamo una bella Sanremo, giornata. Febbraio pensavo fosse anche più freddo. Mi pensavo. Però dopo siamo andati anche all'estero, ho fatto concerti in Francia, Stade de France, pieno, e facciamo questi concerti in 1000 persone. È molto bello perché ti riesci a fare robe che da solo non ti riuscirei a fare, e tramite loro invece ti riesci a fare robe in grande, insomma. Ah, figata, perché sei molto entusiasmante a suonare quando che si in tanti. Ha una carica energetica veramente. Sì, dopo ti conosci un sacco di persone e ti fa comunque 3-4 giorni via perché abbiamo tre prove, tutto quanto. Ti conosci anche personaggi Deve via in famosi. batteria proprio. Sì, esatto. Ti conosci personaggi famosi. Ho avuto il privilegio di essere diretto da Vesicchio, Firenze. E ho visto tanti personaggi, insomma. Phil Collins. No, Phil Collins, no, no, Phil ho Collins visto no. Courtney Love, ho Dai. visto Achille Lauro, abbiamo fatto insieme a Venezia 2022 al Lido, i Subsonica, Manuel Agnelli, gente straniera che non so chi che sia in Francia. E no, anche l'anno scorso a Sanremo è stato bello, Giovanotti era proprio di fianco a me, le partivo da là. È un colpo di per fare bacchetta. l'esibizione, Vai, sì. ciccio. Siamo partiti, ho lavorato giorni per fare 8 minuti di esibizione. Madonna. Era tipo 150 persone, dico, che tra chi che suonava, chi Abbiamo un che direttore organizzava. d'orchestra che Sì, sì, sempre, ogni che vi volta. dirige, vero? Ogni volta dipende dall'evento. Interessante. Mentre Tite va in studio per fare foto. No, non sempre in studio, nel senso mi collaboro anche con fotografi, e allora spesso sì con i fotografi in studio, però ad esempio adesso che ho fatto il servizio di Natale e ho fatto in esterna con 4 gradi in mutande E reggiseno. 9 stia acqua termica come me a febbraio. Ecco, in mutande reggiseno. No, Fora. passo anche fuori, sì. Ad esempio quello di Natale è stato fatto al Green Village a Cittadella, e una parte dentro, una parte fuori, ma anche dentro ti assicuro che non Poi si era caldo. caldissimo. Assolutamente no. E se no Da Penotti? dipende. Sì, diciamo che non sei simpaticissimo, anche perché non sei che ti fai una foto per farne una de E devi bea, stare fermo. per farne una de bea, ti tocca farne 50, e decisamente non sei che è il massimo. Però se fa. Da quanto tempo sei che ti ho fatto? Allora, diciamo che mio ho sempre un po' fatto, ma mai stata social. Perché mi sa a 18 anni che ho cominciato con i primi ritratti fotografici di fotografi così. Dopo c'è sempre stata una roba che sì, penso che chi che arriva a certi livelli sicuramente non parte da Riese.
e avevo un po' accantonata. Dopo sono stata chiamata per fare delle sfilate perché era bisogno di persone e sono rientrata. Adesso se 3 anni che fo da nuovo a Modea, insomma, che mi sono rimessa a fare ste robe. Sono entrata a far parte di sto brand che mi chiama spesso, cioè fo tanti lavori per loro e quindi vado a incastrare un po' tutto. Però sì, vabbè, mi dà soddisfazione, insomma, mi piace, è una cosa che fa volentieri e che non mi vergogno di fare e quindi perché te sai un conto se quando che te vedi magari una che indossa un par di jeans e una maglietta, già il fatto che te fai intimo dopo calcola che amico quasi 50 anni. E se abbigliamento comunque va pubblicizzare anche quello, e va a mostrare come che va a portare, insomma. Ma assolutamente mi sono d'accordo con te, però te sai, c'è sempre un po' da andare un po' sì, vabbè. coi piedi di piombo perché ascoltare tutto quello che dice la gente. È bravissimo. Ma infatti non ti fai niente. Ma infatti te me vedi che ho problemi. Ah, si vede proprio. Mi se band ti non te ne che più o sono Sì, ancora sì, qualche ho band? ancora il gruppo storico, stiamo a 10 HP, però ultimamente sì, fermo qua un po'. è qualcosa che mi ritorna. 10 HP, motocicletta 10 HP, sì. Però sì, ultimamente fermo tantissimi concerti. Pal passà gli anni 2000, che n'era tanti locali dove si suonava, te sa bene che ti avevo girato parecchio, era altri anni, insomma. Adesso facciamo per divertimento, è quello importante. Sì, no, è anche bello per trovarsi fra Sì, amici, soprattutto per temo. bere. Una prova, una cena, una prova, una cena. Due sene, mai Una prove. prova, esatto, Esatto. sì, sì. Vengo a casa tua, cosa femo? Se una catemo, birra. facciamo i commenti agli eventi musicali. Esatto. Sì, sì. Segui tutti quanti e a pagina gestore di merda. Beh, per forza. e che mando che hai foto. Ah, ok. Fa tante Il robe. grande pubblico che sei venuto a vederne. Tante robe, anche oggi pubblicano roba che mandami. Degli annunci strani, robe strane. Ma chi sei che non si vede che a pagina? Tutti quelli che Quindi fanno musica. suona tutti quanti. Tutti. Beh, che qui che capita dentro, dopo gli cerca anche di rispondere in qualche maniera. Ma è un privilegio alla fine. Bello. Ok. Siamo in chiusura, faccio intanto vi ringrazio di aver partecipato e abbiamo scoperto un fiat di robe di cose che c'è un punto vendita surgelati. Chiamiamolo così perché non so che nome sai che potrebbe avere un negozio punto vendita surgelati. Un negozio di surgelati. Negozio Il codice Ateco. Sì, L'ho codice scoperto in periodo del Covid. Che nel codice Ateco per vendita su gelati. Sì. Pensavo fosse supermercato generale e Invece no, quello è no, specifico. È proprio specifico, sì, sì, Esatto. sì. E rubrica finale se convinci che altro. Vai per uno e vai per che altro, dove adesso tutti doga da convincere prima uno dopo che altro in base alla scenetta che vi faccio fare adesso. Se il giorno del vostro compleanno, se è 19:25, manca 5 minuti, punto vendita a Sarare, ti si devi arrivare avanti, ti che è il giorno del compleanno, con 3 buste di bisi in mano, capito? E te casca, 3 buste di bisi dappertutto. I bisi che rodo e a picco i maledetti come i baini da caccia va sotto a casa, sotto i scaffali, dentro la borsa del cliente, dentro i risvolti delle braghe, perché che sei bisi dappertutto. Ma se è il giorno del compleanno e se devi aspettarti o che ti andare a festeggiare e te che da convincere che altro nettare tutto con delle parole a tuo piacere, prima uno e dopo che altro. Vediamo come che vi accade. Copiani subito ti. Manuel, cosa che femo adesso mica con la gente a casa che mi aspetta? Che sei busy dappertutto. Dai, Vara, fa un piacere. Intanto c'ho su 3 sacchetti nuovi e adesso con calma mi fermerò 5 minuti. Saluto, farò straordinario. Solo 5. 5 minuti per biso. Quindi... Vabbè, ma è ora stato quel team, mi posso andare via a Teraggi. Sì, dai, mi arrangio me, tanto te si sempre casa un non mi tesoro. aspetta nessuno. Te si sempre un tesoro, grazie, te vansi. Andata. Puto provare che ti vediamo così che te dice. Ma ve Bevo in massa, bevi altri. Sì, infatti non riesco proprio. Dai, Marella, buona guarda, battaglia bisi. Guarda, una battaglia bisi per terra, però se manca 5 dobbiamo avanti perché ho prenotato anche al ristorante. Devo a casa portare i bisi, dopo andare al ristorante. Giotto su Tigua. Ascolta Manuel, fai una bella roba, diamo due bei giri e ciave e i bisi diremo su domani mattina. Tutti bei soldi. Ottima scelta, domanda che pure de bisi per tutto il negozio.
Vi ringrazio ancora, grazie a Manuel e Marella sta puntata freschissima, si può dire. Certo che sì, e grazie mille a te perché siamo divertiti un sacco. Esatto. E grazie ai brothers che ne ha ospitato stasera. Mi vedevo Sempre il top. appuntamento. Esatto. Assolutamente. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Se vi voglia metti un like, come si dice, un cuoricino, un pollicione, Campanellina. sì, una tegoina, quello da voi. Anche tu busy, Sì, tu so sì. busy. Butta do busy su Instagram e via. E se vuoi invece seguire i podcast in maniera pedesicua, come si dice in italiano, metti il deo su Campanea di Spotify, oppure segui su YouTube, che così vi arriva le notifiche quando viene fuori le puntate nuove. Grazie ancora e alla prossima. Ciao. 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 Sì. Ok, così pararia che sia un volume accettabile. E non c'è mai, tra l'altro. pare Perché- anche sì, loro va per bene. sì, non è abbastanza. Basta Prega. parlare davanti così Non e prega. Tipo sì, toccando, sì, no, Tocca- bisogna, appoggiata. bisogna appoggiare proprio la bocca Così. poggiando proprio sulla appoggiando spugna. proprio la bocca. Sì, sì, te che sentire proprio la spugna che ti tocca i che labbra. pro- Tocca Davvero? i lavori, Se te vuoi qui mangiare sopra il lavori. microfono. No, magnalo no, però te che toccare i Lavori labbra. sopra e lavori sotto. Labbra grandi, solo Allora- quelle grandi. Solo quelle grandi. Sempre grandi.